Onorevole, per concludere, si parla appunto di sfruttare al meglio sempre i fondi europei, come sarebbe giusto tutti i fondi pubblici. Lanciamo già da adesso un appuntamento che ci sarà a fine luglio. Arriverà in Sicilia una commissione per valutare quello che è stato il piano Garanzia Giovani, che ha avuto parecchi punti oscuri. Cosa Non c'è succederà? dubbio. Ci sarà un gruppo di parlamentari europei di più paesi dell'Europa che verrà in Sicilia per verificare come sono state utilizzate le risorse del piano Garanzia Giovani. E siccome vediamo che i risultati sono molto modesti, sicuramente, essendo uno strumento che verrà replicato dall'Europa, bisognerà fare degli adattamenti e degli aggiustamenti, prendendo le migliori esperienze fatte in Europa, perché in Europa ci sono stati paesi dove il tasso di successo, cioè di occupazione stabile dei ragazzi Andiamo alla che si sono Polonia, il inseriti, 70-75%, e noi siamo al mentre noi 7-10, non di più. 7-8%, quindi non è Un fallimento sicuramente questo, sicuramente. è stato un risultato fortemente negativo.